Buonasera cari amici e benvenuti anche questa sera a Nala Express del vostro maledetto veneziano. Buonasera. Buonasera, eccoci qui ancora tutti insieme col solito pippone della Hilde e del vostro Marietto. Bene, tanto per iniziare partiamo subito col pippone della Hilde, spieghiamo chi siamo, per chi vuole fare domande. Della Hilde. Allora, intanto vi ricordo che questa è una diretta gratuita, quindi avete l'occasione di ottenere una risposta che nello stesso metodo con cui eseguiamo i consulti professionali, una risposta quindi di tipo professionale. Ovviamente cambiano un po' i contesti, perché chiaramente durante un colloquio privato abbiamo tempo di agganciarci meglio a tutta la situazione, alle energie del contesto, ad ascoltare e interagire direttamente. Insomma, quindi noi cerchiamo di mantenere questo tipo di contatto anche durante la diretta. Infatti questo è il motivo per cui vi chiediamo di porre una domanda e di restare collegati in attesa della risposta, perché spesso chiediamo altre cose durante il responso, quindi mi raccomando restate lì. Chiaramente per le persone che mettono la domanda poi non dicono di essere presenti al momento in cui vengono chiamati, questi perdono l'opportunità di ottenere la risposta in modo gratuito. Vi ricordo comunque che ogni martedì alle 19 siamo qui per voi e quindi approfittatene. Ma non solo, se desiderate, grazie Massimo, buonasera. Massimo, grazie. Se desiderate ovviamente un colloquio privato, potete contattarci tramite i nostri numeri Telegram, cioè quindi sui nostri numeri tramite Telegram o WhatsApp a vostra preferenza. Ovviamente vi ricordiamo che rispondiamo previo appuntamento, quindi proprio perché è difficile poi gestire le tempi. Oh, c'è un capello fuori posto, forse anche più di uno. Va bene. Allora, bene, detto questo, vi ricordo appunto, buonasera Fabiano, quindi intanto saluto amici, tutti, buonasera Pierluca, Luisa, Massimo, Fabiano, Sara, insomma tutte le persone che ci vogliono bene. Anche Valentina, vedo, insomma tutte le persone che intanto hanno salutato, quindi noi riusciamo a vedere chi sono. E poi vi ricordo appunto ogni martedì 19 su questi schermi, non perdetevi il migliore canale che ci sia. Ma iniziamo... Vedo che anche tu hai. Io devo passare al carrozziere, a fare un ritocco ai capelli. Ma allora, scherzi a parte, vi ricordo quindi come, perché stavo dicendo, dovete porre la domanda, poi restate per ottenere la risposta. Ma come dovete porre la domanda? Soprattutto le persone nuove che non conoscono ancora come gestiamo la diretta, giusto? Sì, chi sbaglia la domanda, come si dice, lo mandiamo in Israele? Beh, magari come inviato di guerra, come inviato di pace, è una pace dei sensi, no? Eterna. Vabbè, entreremo nel dettaglio nei prossime pillole che faremo. Sappiate che non ci aspettano tempi facili, ricordatevi, 2024. Invece che sono qui, colpi del caldo, insomma, sì. Beh, chi le vivrà, chi le vedrà, comunque ce ne aspettano delle belle. Allora, ragazzi, che dirvi? Nome, data di nascita, una domanda specifica, quindi niente domande generiche, come sarà il mio futuro, cosa mi aspetta in amore, cioè formulate una domanda mirata. Domanda corposa, ricca, una domanda, ad esempio, che ci sia... effettivamente vi sta a cuore sapere come si sviluppa la vostra situazione sentimentale? Scrivete, sono single da 8 anni e vorrei vedere se nel prossimo periodo se avete dei figli qualcuno. Scrivetelo, se avete dei figli che non sono anche vostri, scrivetelo. Se state frequentando qualcuno, scrivete frequentando questa persona. Esatto, perché sennò nel civile salta fuori la donna con i figli, non si capisce se è la vicina di casa che vi porta il voi, caffè, se è la compagna di lui, perché poi succede anche questo. Esatto, e poi ci dicono non siete precisi, e ci credo, se non ci dici nulla. Più è precisa la domanda, più è precisa la risposta. Questo lo diciamo sempre. E soprattutto se date delle indicazioni di carattere più, come dire, dettagliato, siamo anche in grado di comprendere meglio che ruolo avranno determinate persone nelle vostre vicende. Quindi mi raccomando. Più si sa, meglio è, in poche parole. Esatto, non perché vogliamo che vi diate la risposta da solo, ma perché per velocità di interpretazione riusciamo a capire come si comporterà Tizio, Caio e Sempronio nella vostra questione. Detto questo, ovviamente se nella vostra questione c'è Tizio, Caio e Sempronio dovrete mettere il nome e la data di nascita.
di questo fortunato. Certo, è perché sennò capite che Esatto. una cosa non funziona. Stessa cosa se per esempio volete sapere se voi e vostro marito riuscirete a vendere la casa o piuttosto ad avere una promozione lavorativa, quindi date le indicazioni, spiegate se siete alla ricerca di un'occupazione ma state già lavorando, oppure se siete fermi da un po' e siete magari in cerca di occupazione, se avete appena fatto un colloquio, se scrivete una domanda mirata. Okay, Comunque, ritorniamo indietro nel tempo di 2 anni fa. Ti ricordi quando il marietto aveva cominciato a spingere perché si vedeva che stava arrivando qualche tempi duri e non so se hai aperto il telegiornale ultimamente, il telegiornale che apre fra l'Ucraina purtroppo purtroppo ci dispiace dirlo anche lo Stato di Israele che è sotto attacco e via dicendo, il Marietto, ma soprattutto la Hilde, avevano iniziato a divulgare questi sigilli di Mosè importantissimi, perché Mosè non era solo un profeta, non era solo un prete o un vescovo, un sacerdote, ma era anche un generale dell'esercito, e a quei tempi non è che ce ne fossero tantissimi generali, non è che apriva solo, non era un idraulico dei fiumi, no? Era anche una persona di un certo spessore a livello mondiale, e quindi Mosè aveva divulgato dei sigilli potentissimi. Vuoi parlare un po' te di questi sigilli? La tradizione di questi sigilli appartiene sempre alla tradizione ermetico-cabalistica, ma sono di una storia e di un'epoca di 6.000 anni precedente i sigilli salomonici. Questo fa di questi preziosi strumenti qualcosa di straordinario, anche perché differiscono in toto rispetto alla tradizione salomonica, nella misura in cui questi si rivolgono a intere schiere angeliche o a interi livelli di coscienza planetari. Facebook user, ovviamente per non farsi vedere, no? Cosa ne dici? Allora, sì, ma sono domande a cui dovremmo già essere più che abituati, in realtà sono loro che non sono ancora abituati al marietto. Allora, bene, detto questo, torniamo a noi. Questi sigilli sono molto importanti perché riescono, come dire, ad agganciare quindi il loro possessore a più intelligenze contemporaneamente. Ovviamente insieme al sigillo arrivano diciamo così, le istruzioni evocatorie e l'applicazione che compete a questo sigillo. Quindi dove può essere utilizzato, quando, durante che necessità. Come dicevo, ne esistono 20 di sigilli di Mosè e sono distribuiti per quelli che sono gli ambiti e i livelli di coscienza delle strutture gerarchiche, quindi dovete immaginare che anche i regni spirituali sono organizzati secondo quello che per il lascito cabalistico è l'albero della vita. Quindi se non conoscete l'albero della vita, cercatelo su Google, verificate come verrà fuori. Tra l'altro noi lo programmiamo. Ecco, questo è l'albero della vita, questo è l'organigramma delle strutture spirituali e delle loro gerarchie. Ognuno di queste sferette, ok? Quindi questo simbolo suddiviso su tre colonne, ma anche su 3 livelli, spiega quali sono i vari livelli di coscienza e come dal piano Malkut, che è quello in basso, dobbiamo elevare la nostra coscienza fino a raggiungere Keter. Quindi lo sviluppo spirituale passa attraverso tappe, che sono tappe spirituali, ma sono simbolicamente associate non solo ai governatori planetari e quindi i principi di gestazione, di azione, di armonia, di intelligenza, eccetera, sono associati anche a livelli di coscienza dove risiedono e vivono entità e spiriti straordinari. Questo ciondolo, così come i sigilli, il ciondolo chiaramente è completo, nel senso che nel ciondolo tutte le frequenze di tutte le schiere angeliche o dei piani di coscienza sono contemporaneamente attive, mentre il sigillo si rivolge a un particolare piano di coscienza o livello planetario, quindi una schiera precisa. Diciamo che rispetto invece quello che è il lascito di Salomone, c'è ovviamente Salomone
invece collega ad alcune intelligenze dei vari livelli di coscienza. Quindi, per esempio, del piano di Giove esistono sette sigilli, così come per il Sole, così come cioè, sono sette per Saturno, non sono sette per tutti, la Luna ne ha 6, se non sbaglio Venere ne ha 5, quindi diciamo che sono organizzati e permettono insomma di canalizzare, convogliare precise frequenze o precise intelligenze. Ogni intelligenza ha dei compiti particolari, quindi quelli salomonici sono più mirati e spesso vengono utilizzati a scopo propiziatorio per raggiungere degli obiettivi. Ecco, mi metto qua così, vedete, non sembra che parli un manichino. Quindi raggiungono, diciamo così, aiutano a propiziare il soggetto, il loro possessore in una specifica direzione. A me piace usarli a scopo rettificatorio. Cosa vuol dire? Che se il soggetto, in base alla data di nascita e all'analisi della data di nascita, è carente di precise forze e quindi trova sempre difficoltà nel realizzare alcuni ambiti della sua vita, spesso capitano delle cose che lo penalizzano, è come se avesse un freno a mano tirato, quindi spesso sono aspetti planetari o pianeti particolari in alcuni settori e case che rendono questo un po' difficoltoso, cioè alcuni sviluppi, alcuni ambiti della vita delle persone difficili. Ecco, i sigilli servono a, diciamo, rettificare, correggere questi aspetti e quindi possono o compensare e quindi permettere al soggetto in una condizione di ritrovato equilibrio di muoversi rispetto a quello che è il progetto divino per la persona, oppure favorirlo in alcuni ambiti. Quindi possono essere scelti in base anche all'emergenza, alla necessità. I sigilli di Mosè, come dicevo, sono più estesi, quindi si rivolgono a un piano di coscienza intero, quindi gli angeli dominatori, per esempio, piuttosto che gli angeli serventi, oppure il piano di Giove. Quindi sono diversi, ce ne sono 20, 10, come intendono le Sefirot, sono i livelli di coscienza, quindi a ogni Sefira corrispondono delle intelligenze. Quindi sappiate che se avete difficoltà a individuare quello più adatto a voi, comprensibile, perché non è sempre facile, non tutti conoscono gli aspetti ostili del proprio tema, bene, noi siamo disponibili per consulti privati, professionali, possiamo aiutarvi. E qui entra lo sport della Hilde, perché dopo questo pippone bellissimo che mi piace, ma ormai lo sento da 6 anni. Va bene, io direi di rispondere. Chi Rispondiamo vuole segna giù il numero. Esatto, chi vuole segna giù il numero. Voi sapete che Marietto e la Hilde la tradizione cabalistica abbraccia e comprende anche la ritualistica, quindi sicuramente possiamo in qualche modo darvi una mano partendo da un consulto professionale attraverso cui valutiamo la situazione, i reali blocchi, le difficoltà, esatto, e quindi osservare o studiare insieme la strategia giusta per intervenire. Bene, adesso iniziamo con la domanda. Domandine, aiutami tu, che io ho la vista che fa un po'. Ma anche la mia non scherza. Allora, diciamo lei? Vediamo se c'è la vediamo nostra intanto Luisa. se è retto il famoso pippone della Hilde. Luisa, ci sei? Dacci un segno, se ci sei bene, se non ci sei passiamo alla prossima domanda, scelta ovviamente sulla base della completezza e dei dati che abbiamo chiesto. Vediamo un po' se c'è la nostra Luisa, vediamo un po'. Sembrerebbe di sì. Benissimo, allora Luisa, procediamo. Bravo, una superstite di pippone della Hilde. Allora, vediamo un po' la domandina della nostra Luisa. Quindi Luisa, nata il 10 maggio del 77, volevo sapere se mi contatterà Lorenzo, nato il 16 gennaio del 90. Aspetta un attimino, Lorenzo, chi è nella tua vita? È un amico, un conoscente vicino a casa della Porta Caffè, il dog sitter? Ok, se vuoi rispondere a queste domande del Marietto e vuoi illustrarci un pochino che tipo di relazione c'è al momento, magari, cioè se siete colleghi, amici o perché magari figlio della vicina. Esce la Sibilla Viaggio e non si capisce se è l'autista che guida il bus dove sali su. Vediamo, intanto vediamo cosa dicono le Sibille. Ladro. Disgrazia. Le Sibille, insomma, le Sibille. Non è che qua c'è un po' di vertigine.
Vediamo un po' che la Luisa ci sta dando delle indicazioni. Ci siamo frequentati da tempo, ok, però ladro e disgrazia, insomma, un po' di nascosto, o forse c'è sì, sembra qualcosa qualcosina. nascosto che ha fatto esplodere un po' un problemino, vediamo. Vediamo un po'. Vediamo, Ecco, sì, perché insomma allora abbiamo scoperto che non è quello che guida il bus, no, per fortuna, abbiamo fatto comunque un'apertura al fulmicotone, col botto, c'era ladro, madonna. Allora, vediamo un po'. Allora, ascolta, qua sicuramente qualche cosa di non poco, cioè di poco gradevole è avvenuto nel passato, quindi probabilmente ci sono Una stati cioccolatina? sì, pettegolezzi, invasioni di campo, qualcuno che ha riportato delle cose, si è intromesso, ha attaccato questo è il passato, questa è la linea passato. Quindi si vede un cambiamento di rotta di sto ragazzo, l'uomo giovane. Sì. Sai, io non so se lui in questo momento sta prendendo più sul serio un'altra situazione. Probabilmente sta dando spazio a qualche altra cosa, anche se l'orientamento della linea del presente sembra comunque quella è la domanda in corso e io mi sono distratta. Quindi non c'è nulla di nuovo sotto il lui sole. qua nel presente sembra che lui sia animato da ottimi sentimenti, da un qualcosa che però sia un'unione anche stabile. E viste le ingerenze del passato non si comprende se sia rivolto a questa Sta dando nemica. altre informazioni la Luisa, così diventa più dettagliato. Cosa dici? Ah, lui sarebbe fidanzato, togli sarebbe, lui lo è, e qua parlano di casa. Sai, già, e lui è più grande di lei. lei è più giovane, quindi sì, ora si esatto. vede questo, si vede che lui in questo momento sta curando, già. facendo crescere quel rapporto che ha già. E devo dire che c'è un bel... Però per quanto ti riguarda, nel prossimo periodo lo vedo affranto, come Ma se gli questo è il venisse di nuovo futuro. un dubbio, Dubbiettino. quindi forse certe pressioni che si sta accollando in questo momento lo porteranno a rivalutare il rapporto, che probabilmente era anche una buona evasione con te, ok? Quindi quello che Tipo sembra... dopo scuola. Lui sarebbe più grande? Di chi? Cioè, hai detto che sei del 77, lui è del 90, mi sembra un po' più grande di lei sicuramente, dell'altra. Quello che si vede qua è che in qualche modo questa persona nel prossimo periodo comincerà a nutrire forti dubbi su quello che sta facendo adesso, anche se adesso sembra molto orientato a convivenza, impegni più importanti. Sai, il Gran Signore è l'uomo che è ufficiale. Sì, esatto, qui sembra proprio una love story Sembra che stia andando alla grande, però vedi, gli nasceranno dei ripensamenti. A un certo punto avrà bisogno di te, tornerà. Quindi lui tornerà. Torna a casa Rintintin? Sì, sì, però sai, non ti devi aspettare che questo ritorno porti... Sì, per tornare Luisa torna, te lo garantisce il Marietto e la Hilde, solo che vedi, malinconia, questa è la conclusione finale, lui punterà Sicuramente sta ragazza per lui a qualcosa di importante. importante sia a livello intellettuale sia a livello... Quindi torna, ma poi parlerà di amicizia, poi insomma non... Cosa dice là? La sua fidanzata. Ah, lei è più grande? Beh, allora... ma mi sa che però è più piccola di te, perché è giovane fanciulla, sai? Quindi lui sarà anche più giovane di te, ma lei è comunque più giovane di te. Sai, il riferimento delle sibille è sempre nei confronti del consultante. Allora, bene, vediamo un po'. Diciamo che la situazione alla Torna, fine però, torna, di la tornare domanda torna, era però, se torna. Io dico che di torna, tornare non torna. subito, non Però subito. per ora sta andando avanti con lei, poi gli vengono degli atroci dubbi, poi ha ancora bisogno di te e poi dopo... E poi dopo la situazione, insomma. Ok, Dai, allora, andiamo avanti. questo non funziona? Sì. Sì, funziona. Hai visto? Quindi questo lo nascondiamo. Allora, vediamo un pochino. Infatti, vedi? Ok, bene. Allora, chiaramente durante i colloqui tutto scorre, tutto scorre diversamente. Allora, diciamo che scegliamo lei. Che ne dici? Sì, Ti piace? mi piace il nome. Intanto vediamo se c'è Sara. Ciao Sara, dici pure. Ci sei?
Se ci sei, batti un colpo. No, vediamo un po' se hai Vediamo. risposto. Ah, grazie mille, prego, prego Luisa. Mm. Vediamo se Sara c'è, altrimenti passiamo a un'altra domanda. Domanda, si vede che non è importante magari il lavoro. Andiamo avanti. Ah no, Sì, c'è. c'è, brava Oh, Sara, brava vediamo un Sara. po'. Allora, facciamogli Allora, delle domande per vedere che tipo di lavoro è. sì, vediamo un pochettino. Volevo sapere se il lavoro che sto facendo ora sarà a breve termine o a lungo termine. Beh, Sara, se ci vuoi intanto dire Di qualcosina che in tipo di più sul lavoro tuo è? Non lo lavoro, so, noi cominciamo comunque col Col mescolare. botto, via. Sì, sì, Che tipo di mescolare. lavoro è, Sara? Vediamo un pochettino. I tempi delle risposte, delle connessioni, non è che Ti ricordi tutti... quello che c'è scritto la stessa domanda che era un borseggiatore? Era un Sì, borseggiatore? sì, l'anno scorso. C'è Perfetto. scritto uno così, poi c'era contattato in privato, era un borseggiatore. Voleva sapere se era un lavoro che riusciva a fare a lungo prima di... Sì, poi l'hanno preso anche mentre... Ah, da vabbè. receptionist, benissimo. Benissimo, Ok, dai, una grazie. battuta questa. Ovviamente intrattenevamo un Stavamo po' dicendo una scemata. per riempire questo vuoto. Allora, va Dai, bene, va bene. Sara, da receptionist, vediamo se In una- diventa. Sì, ma in un albergo in Israele, a Gaza, vicino. E non so se gli è convenuto, Vabbè. Gli tagliano anche le mani. Allora, fedeltà, belvedere. Beh, sembra che arrivino comunque delle belle notizie, quindi vediamo dai, un Sara, belle pochettino, notizie, sì. vediamo un po'. Ha scritto Madonna. ancora qualcosa, non so se... Vediamo un po'. Mi impegno molto, vorrei capire se ne vale la pena. Beh, Ok. sì, dai, diciamo che la partenza è stata molto bene. Beh, diciamo che ci sono stati guai legali in passato, Sì, sì. impicci, Sara, qui la vedo un po' in salita la cosa. ma sembra concluso No, beh, bene. lei lavora sì molto bene, molto bene. Allora, Sara! ascolta Sara, la cosa che già ci dicono così, te lo diciamo già, in Alla esito, fine va bene. sembra che il contratto c'è, forse un pochettino l'accordo economico potrebbe sì, essere, però o alla alcune fine... condizioni, però trovate l'accordo e tara luce e vino. Ma vediamo rapidamente, visto che già ormai sai che questo può diventare qualcosa di più concreto, vediamo Esatto. intanto come partiamo dalla linea del passato. Ho già fatto l'accenno di come una situazione anche di carattere legale o comunque C'è qualcosa che vuole impedire a sì, livello legale. esatto, qui c'è stato qualche accusa, qualche situazione insomma difficile, perché chiaramente il militare, sai, c'è un clima di tensioni, la disgrazia, insomma, che però sembra conclusosi discretamente, o che abbia tutto il potenziale di farlo e di Sì. dare l'avvio, quindi nel passato c'è l'inizio, questo inizio qua. Allora, questo lavoro ti piace, il lavoro di accoglienza, di Sì. ascolto, ti Sei anche interessa, ti brava, piace, sei brava, si sei vede, brava, perché si c'è la vede. carta della matrice, Altro solo che- che è chiaro che questa È un attesa, periodo esatto, di sei un nervosismo, po', sei un qualche po' lacrimuccia preoccupata. dietro le quinte, sì. Sicuro, però ti devo dire che sì, Il futuro è nell'imminente... un po' in saritella, però dopo... Allora, sai, devi considerare una cosa: più si avvicina il termine del contratto a tempo determinato e più sarai un po' Sotto sotto pressione, come una pressione. vaporella. Sì, Come e una poi vaporella, sì. un po' sotto la lente di ingrandimento, e ti controlleranno bene, e tu stessa metterai in discussione alcuni aspetti. Sì, Però però. guarda che ci sono tutte le carte della continuità, quindi c'è la possibilità anche nel prossimo periodo di trovare una maggiore stabilità. C'è, non so perché, segnalata una ragazza straniera, se la vedono Ma dipende in messi che lì. zona del mondo lavora, perché sai, Non lo noi so. abbiamo clienti del Messico, dell'India, insomma, lei magari sta scrivendo da Bangkok. O semplicemente può essere il fatto che magari avrà questa collega, oppure Esatto, sì, certo. comunque pare che abbia un ruolo in futuro, e di fatto questa comincia a essere anche la carta di può essere Solidità, un'amicizia, di una esatto, che solidità. nasca con questa persona un rapporto continuativo, solido, di rispetto e reciproca fiducia, quindi questo può già essere solido o un aiuto Certo. per te, o magari una delle persone dello studio che deve prendere la decisione ha queste caratteristiche. Di fatto ha una chiusura positiva questa stesa. Molto positiva. E l'esito te l'abbiamo già annunciato. Forse c'è qualche aspetto su cui dovrete trovare un compromesso. Però alla fine il contratto c'è. Ma per me e per il Marietto. Per il Marietto, per la Hilde. C'è, quindi... Bene, cari amici,
Benissimo. Benissimo, ci ha fatto Ragazzi, piacere che martedì siate ore martedì 19, ore mi 19, noi vi raccomando. aspettiamo sempre. Se volete un consulto, sapete benissimo ormai il prezzo, noi siamo sempre qui, mezz'oretta, e ci fa piacere essere con voi. Esatto. Alla prossima, martedì, e se avete bisogno di noi potete contattarci in privato. Ok, Grazie. ciao.